Al Garden Sport di Mili Marina si gioca la 14ª giornata del campionato degli allievi provinciali. La Messina Social School ospita la Gifra Milazzo per provare a portare i 3 punti a casa e salire momentaneamente al secondo posto. Quarto posto in classifica infatti per i ragazzi di Mister Ardizzone in questo momento, con 25 punti in classifica, frutto delle 8 vittorie, un pareggio e delle 3 sconfitte rimediate nelle 12 uscite precedenti. Nell'ultimo turno una grande vittoria per 5-0 contro la Messana. Affrontano la Gifra Milazzo invece con 13 punti in classifica, frutto delle 4 vittorie, del solo pareggio e delle 6 sconfitte ottenute da Mister Burrascano all'andata al match, che era finito per 2-0 in favore del Messina Social School. E allora sembra quasi tutto pronto per cominciare. Grazie all'uso delle nostre grafiche stiamo vedendo gli 11 scelti dai due mister che scenderanno in campo per darsi battaglia. Messina Social School quasi con gli uomini contati, la panchina è infatti formata da solo 2 uomini e allora vedremo se riusciranno, nonostante le difficoltà, a portare la vittoria a casa e portarsi quindi al secondo posto in classifica, aspettando la Milazzo Academy che giocherà nella giornata di domani. Si stringono a cerchio prima delle classiche foto di rito e poi si potrà partire con il solito completino bianco-blu. La Messina Social School, la Gifra Milazzo in completino rosso-blu. Nel frattempo siamo partiti, sono proprio i padroni di casa che hanno battuto questo primo pallone di gioco e saranno proprio loro i primi che proveranno a farsi vedere in avanti pericolosamente con questo cross in mezzo. Nessuno però riesce ad arrivare sul pallone e quindi poi può allontanare la Gifra Milazzo. Dopo pochi minuti però siamo neanche al 10°, altro calcio d'angolo battuto verso il portiere che respinge, la palla però resta lì, viene rimessa ancora in mezzo, una serie di mischie, alla fine si avventa D'Angelo sulla sfera che con il destro batte Caruso e firma il gol dell'1-0 che porta in vantaggio la Messina Social School, che dopo 10 minuti sul cronometro del direttore di gara si trova in vantaggio. E 1-0, rivediamo D'Angelo come più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera vacante in area di rigore e battere il portiere per il gol che vale l'1-0. Messina Social School che partita forte qui avrà una grande occasione per andare in avanti con questo lancio per Anselmo, che però non riesce poi a controllare la sfera e Caruso in uscita bassa può far sua la sfera. È sempre Messina Social School però in questa prima frazione di gioco a farsi vedere in avanti, questa volta dall'auto di destra, e ancora Anselmo che questa volta dà un'occhiata in mezzo, mette il pallone dentro dove c'era Broccio che poteva avventarsi su questo pallone, non ci arriva neanche lui per un soffio. Ancora i padroni di casa però che continuano a spingere, qui conquistano un calcio di punizione in 2 dalla battuta o Cozzo o Ipito. Alla fine partirà Ipito con il destro, pallone che si abbassa all'ultimo, che sfiora la traversa e che finisce alto di un soffio. Altra grande occasione però per i padroni di casa per portarsi sul 2-0. Continuano a macinare il gioco, qui ancora Cozzo che serve Arena, che dà un'occhiata verso la porta, prova a calciare, pallone che viene trattenuto da Caruso. Attenzione perché c'è Broccio lì in agguato che però non riesce a centrare lo specchio della porta. E allora ancora una grande azione per la Messina Social School che sta continuando ad attaccare, vogliosi di chiudere questa partita già in questo primo tempo. Qui adesso anche la sfortunatissima traversa direttamente da calcio d'angolo. Avranno anche un'altra occasione ancora con Broccio che proverà qui ad arrivare su questo pallone, prova a calciare ma la palla viene deviata e può essere spazzata via dalla retroguardia della Gifra Milazzo, che praticamente in questa prima frazione di gioco non è riuscita a farsi vedere dalle parti di Schepis. E allora il direttore di gara dà un'occhiata al cronometro e dice che può bastare così per la prima frazione di gioco, che si spegne sul risultato di 1-0. Padroni di casa in vantaggio grazie alla realizzazione trovata al 10° minuto di gioco da Mario D'Angelo, mentre vediamo le squadre che stanno ritornando in campo in quel del Garden Sport per la seconda frazione di gioco che comincia in questo momento. E la Gifra Milazzo a battere, è la Gifra Milazzo che deve recuperare. Provano immediatamente a farlo con questo calcio d'angolo, in mezzo il pallone vagante, pericoloso. Schepis alla fine riesce a fare la sua direttamente poi dall'invio dell'estremo difensore. Attenzione perché ci potrebbe essere una grande occasione ancora per Anselmo, che riesce a portare avanti il pallone, poi prova a calciare a tu per tu con Caruso, manda il pallone fuori, forse toccato l'attaccante del Messina Social School che resta a terra dolorante. Rivediamo qui al momento del tiro, forse toccato da Ruggeri. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara, che lascia continuare. Grande occasione anche all'avvio di questo secondo tempo per il Messina Social School. Il risultato però resta fermo sull'1-0 e allora dovranno stare attenti perché finalmente risponde la Gifra Milazzo dall'altro lato, che ha un'occasione con Tombato che però non riesce a dare la giusta forza al pallone. Al primo intervento Schepis non ha problemi. Nel frattempo c'è il primo cambio per Mister Ardizzone, uscirà Cozzo per far spazio a Ioli e questo è il primo cambio del mister di questa seconda frazione. Siamo già però in area avversaria, dove c'è una clamorosa occasione sprecata da Gulletta, che era sbucato alle spalle di tutti e a 2 passi però ha sciupato il gol che poteva valere il 2-0. Ne avranno un'altra però ancora da calcio di punizione, questa volta prova direttamente in porta Caminiti, pallone che però finisce alto sulla porta protetta da Caruso.
e quindi nessun problema per loro, si resta 1-0 nonostante la mole di occasioni collezionate dai padroni di casa, che qui però dovranno stare attenti perché su una serie di batti e ribatti ci provano quelli della Gifra Milazzo, che però alla fine mandano il pallone alto. Altro calcio di punizione qui battuto, scodellato in mezzo, il pallone buono ancora per D'Angelo che voleva ripetersi dopo il gol della prima frazione di gioco, questa volta però manda alto. E allora ci sarà un altro cambio, l'ultimo disponibile per mister Ardizzone, entrerà Giuffre in campo per questi minuti finali di questo match. Ancora Messina Social School in avanti, ancora Anselmo che ci prova a siglare il gol che potrebbe chiudere definitivamente i giochi, ma manda fuori. Abbiamo visto il direttore di gara dare 3 minuti di recupero in cui non succede nulla, la Messina Social School riesce a chiudersi bene e allora finirà così la partita con i padroni di casa che conquistano una vittoria importantissima, salgono momentaneamente al secondo posto in classifica con 28 punti. Si stringono le mani tutti i giocatori e poi potranno festeggiare come al solito quelli della Messina Social School. Dalle nostre telecamere per questa settimana è tutto, alla prossima.